24esima giornata del campionato di promozione siciliana. Al buon aiuto somma di Mascalucia, la battistrada ionica fa visita al Città di Mascalucia. Padroni di casa reduci dal pareggio sul campo del Giardini Naxos per 1-1, gli ha permesso di salire a quota 30 punti in classifico. Non ha grosse richieste oramai dal campionato. La formazione di mister Anastasi di contro la Ionica deve proseguire il proprio cammino per mantenere la vetta della classifica, che la vede a quota 54 punti dopo l'ultima vittoria sul campo dell'Inere mister Bianco per 2-3. Avere due lunghezze di vantaggio sull'inseguitrice Tirrenia. Dirige l'incontro il signor Laverde della sezione di Caltanissetta. Mascalucia scende in campo con Spina, Spartà, Aidala, Orofino, Benivegna, Fazio, Rosano, Di Mauro, Tenerelli, Florio e Villa. Risponde la Ionica con il solito 4-3-3 con Gugliotta, Loria, Lombardo, Erasimenco e San Filippo a comporre la linea difensiva. Ferraro e Cambria ai lati di Monaco. Tridente attacco come al solito con Galletta, Aricò e Alessio Savoca. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto sul rettangolo verde del buon aiuto somma di Mascalucia. Si apre con un tentativo della Ionica, la rimessa laterale, Lombardo pesca Monaco che col terzo tempo sta per indirizzare verso la porta difesa da Spina. All'altro lato è pericoloso però il Città di Mascalucia con questa azione proveniente dal binario mancino che non trova nessuno. Il cuore dell'area di rigore, poi Aricò serve dentro Lombardo, atterrato da Spina. Non ha dubbi il signor Laverde di Caltanissetta, indica la massima punizione per questo atterramento di Spina ai danni di Lombardo. Alla battuta dello stesso andrà Francesco Monaco alla ricerca della sua quarta realizzazione stagionale, spiazza Spina e porta in vantaggio gli ospiti Santa Teresini. 0-1 della Ionica, firmato Ciccio Monaco. Quando siamo appena al 19esimo minuto di gioco, risposta del Mascalucia sugli sviluppi di un calcio piazzato, sballato però il tentativo di interno destro, termina alto sulla porta difesa da Gugliotta. Avrà un'altra buona occasione però la formazione locale. Qui ha provato a scavalcare il giovane classe 99, l'attaccante in maglia bianca-azzurra. Ionica che prova a chiudere in avanti la prima frazione di gioco ancora con Lombardo alla ricerca di Galletta. Arriverà però il duplice fischio del signor Laverde di Caltanissetta che manda le squadre a riposo. Fin qui decide la rete di Ciccio Monaco dopo 19 minuti di gioco. Si torna in campo ora col Mascalucia che gestisce il primo possesso della ripresa e subito Ionica però pericolosa in avanti sugli sviluppi di un corner. Infatti ci prova Galletta, è strepitoso l'intervento di Spina che allunga in corner. Ancora Ionica che però si fa insistente ora dal binario mancino, palla dentro, ancora Spina deve fare gli straordinari. A seguire perdono un sanguinoso pallone, la retroguardia del Mascalucia, ne approfitta la Ionica, palla dentro per Alessio Savoca che scocca il dardo per il 2-0 della Ionica. È stato sanguinoso l'incomprensione tra Fazio e Villa che ha concesso il contropiede alla formazione in giallo-rosso. Raddoppio per i Santa Teresini che sembrano aver trovato il gol della sicurezza. Dall'altro lato però risponde subito dopo 6 minuti Tenerelli con questo splendido cross dalla sinistra, incornata vincente del capocannoniere del campionato che trasforma il cross di Aidala in oro. Dall'altro lato corre veloce sul binario destro Loria che prova a ristabilire subito il doppio vantaggio, non trovando però nessun compagno in area di rigore. Lo trova e come Aricò, infatti è perfetto l'assist per Galletto che spara addosso a Spina. Si resta sull'1-2 quando arriva il primo cambio con Giuseppe Savoca che prende il posto di Aricò, avanzando Loria sulla linea degli attaccanti. Torna in campo anche Filippo Marchiafava che prende il posto di Galletta, ultima apparizione per lui al campo di Giammoro contro la Tirrenia. Tanti problemi fisici per il classe 99, calcio d'angolo al 67esimo, preciso, pennellato per la testa di Monaco che porta la Ionica sull'1-3 in cornata vincente del numero 7 di mister Moschella, quinta rete stagionale, doppietta personale per lui quest'oggi. Forse chiude definitivamente i giochi, ma dall'altro lato è il classe 2000 Simone Palma sugli scudi, infatti abile ad inserirsi tra le maglie della Ionica. Sul traversone di Spartà accorcia di nuovo le distanze e 2-3 al buon aiuto somma di Mascalucia, una partita dalle 1000 emozioni. Ultimo cambio Cosmiroldo che prende il posto di Savoca per dare più fisicità al centrocampo di mister Moschella. Ultima occasione per il Mascalucia con Tenerelli che ci prova ancora una volta ma si accartoccia Gugliotta sul pallone per rigettare al mittente quest'ultimi assalti dei locali. Arriva infatti il triplice fischio del signor Laverde di Caltanissetta, secondo 2-3 di fila per la Ionica che resta allora in vetta alla classifica, sempre più 2 sulla Tirrenia. Nella prossima uscita
ospiteranno il Merì, i ragazzi di Mister Moschella, per proseguire la loro rincorsa alla promozione in eccellenza. Augurandosi allora una lieta visione a Claudio Costanzo, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.